Bella raga, ciao a tutti dal Comendore Veneziano, dopo la grandissima vittoria contro Phoenix andiamo a vedere i ritiri e tutto quello che c'è da sapere sulla stagione che sta per cominciare la 2003-2004. Si ritira Cliff Robertson, Derek Scottie Pippen si ritira, Mayer, le grande Dan, Glenn Rice, Tim Hardaway, Winnie K, Madonna, David Robinson, Dikembe Mutombo, ragazzi si ritirano Vera Sprewell, si ritira tanta bella gente. Ritiri staff, ciao. A Miss Hall of Fame Scottie Pippen e Robinson. Vediamo un po' le statistiche. Come chiude nella carriera come indiana, chiude con 2 titoli NBA, 8 All-Star Game e tante belle cose. Robinson, 3 titoli NBA, 9 All-Star e tante belle cose. Molto bene. Ritiri maglie, Pippen e Robinson, ci sta. Cambiamenti storici. Modifica Orlando, Nuggets, Houston, San Antonio, Phoenix. Ok, per noi niente. Riunioni leghe. Lotteria draft, vabbè. Non è roba nostra. Ok, Orlando alla scelta number 1. Ingaggio staff, vabbè, qua chiudiamo, ci becchiamo dopo direttamente con la nuova carriera, ragazzi. Ora devo fare tutto il mercato, robe così, diventa lunga per cercare di avere una squadra decente. Inizia il draft NBA, raga. Vediamo. Chiaro che il draft potrà cambiare, io ve lo dico. Le trattative sono tante, scambi, roba. Vediamo chi sarà la prima scelta. LeBron James, Orlando. Grande scelta per Orlando. Grande LeBron che arriva nell'NBA. Wade ai Clippers. Carmelo Anthony a Golden State. Che draft, ragazzi. Chris Bosh a Sacramento. Miami, ok, Gregory. Indiana, ok. Kirk Heinrich a Vancouver. Ok. Aspetta, vediamo se posso fare una scelta magari. Mamma mia. Corv. Prendiamo Kylie Corver, dai. Ok. Non avevamo proprio gente meravigliosa. Ok. Ragazzi, allora, importanti novità nella Lega e soprattutto Boston rimane uguale, non ho bisogno di colpi, la squadra c'è, però ci sono dei rumors importanti, ma che, come si dice, approfondiremo più tardi. Ora intanto andiamo a vedere la storia della Lega. Iverson ha tolto l'MVP a Veneziano, matricola vince Jay Williams, sesto uomo Calvey, Kevin Garnett, difensore, migliorato Richardson, perfetto. E non sono neanche nel primo quintetto, sì, no, non sono nel primo quintetto, scandaloso. Albo d'Oro, Veneziano si porta a casa il terzo titolo su 5 finali e il terzo MVP. Capi classifica, Iverson, Tim Duncan, Veneziano finalmente. Allora, in realtà è già il secondo anno che si prende gli assist, grande, palle rubate, stoppate e minuti e si gode. Hall of Fame abbiamo già visto chi c'è. E niente, queste sono le statistiche. Andiamo a vedere i roster. Ragazzi, Boston rimane uguale, ma è una grandissima squadra. I Clippers hanno Odom e poco altro. Atlanta, McDice e poco altro. Ragazzi, Miami scatenata, Billups, Wade, Bosch. Mamma mia che Miami. New Orleans ha solo Kenyon Martin. Beh, anche Joe Johnson non male. Anche Utah, Gilbert Arenas, Larry Johnson anche se è vecchio, Kirilenko e Sean Bradley. Buona squadra Utah quest'anno.
Sacramento, niente di che. New York, Sean Marion e Vin Baker, vabbè, non male dai, ne ho visti di più scarsi. Joey Albridge, Jake Albridge, che belli. Los Angeles, sempre forte, ma non riesce mai a fare il salto di qualità. Orlando, ragazzi, tanta roba. Paul Pierce lascia Chicago dopo solo un anno e vola a Orlando insieme a Jeremy O'Neal, Andrew Miller, e comunque una squadra che può dire la sua. Dallas, Nowitzki, Nash, Stackhouse, sempre ottima squadra. I Nets hanno solo il povero Jason Kidd, anche se Glenn Robinson non è male. Nuggets, nulla di che. Gli Eterni Indiana di Reggie Killer Miller. I Piston di Van Horn. Houston disastrata. San Antonio se n'è andato Robinson, ma c'è Duncan, Parker, Ginobili, il trio delle meraviglie. Phoenix tiene Barkley, Abdurrahim e McGrady per i finalisti NBA. Seattle ha solo Jason Terry. Minnesota, Mashburn e poco altro. Portland, disastro. Golden State, Paul Gasol e Carmelo Anthony, da seguire la franchigia di San Francisco. Toronto non male con Vin Carter, Van Exel, Moody e Swift. Insomma sì, niente di che. Elton Brand vola a Vancouver, signori. Eh sì, da Chicago. E Stojakovic, vediamo se si riprende a Memphis. Sì, perché non è più Vancouver, che cambierà anche brand fra 2 anni, il logo, mi sembra, nel 2005. E niente, questa è la stagione, ragazzi. Però ho visto una cosa. Volevo farvi una delle cose più importanti, non vi ho fatto vedere. Vabbè, Los Angeles, no, scusate, Philadelphia. Turkoglu adesso, bella squadra Philadelphia. Milwaukee, non male, però vecchi forse, Morning è vecchio. Warriors, niente. Ragazzi, Chicago ha fatto degli scambi con Orlando e si è portata a casa LeBron James, ragazzi. E voci narrano di un LeBron James che vuole vincere o quantomeno eguagliare Michael Jeffrey Jordan, signori. Ma un'altra voce, che forse un altro giocatore vuole andare a Chicago per cominciare la dinastia delle dinastie, ma non si sa. Cleveland, buona, 3,88, cazzo, bene. Tante squadre forti, ragazzi, quest'anno. Sarà dura. Ci vediamo dopo la regular season. Regular season che sta per finire 55-26, ma troppi infortuni. Addirittura Carlos Boozer si rompe la rotola fuori tutta la stagione. Yao Ming ha fatto 5 infortuni, almeno 3 mesi è stato fuori. Non benissimo, purtroppo. Andiamo a vedere le classifiche. Classifiche NBA, vede Boston al comando, però molto equilibrate le conference. Qua vince come sempre Los Angeles, Memphis addirittura seconda. Los Angeles devastante, ma Los Angeles diciamo vince sempre regular season, ma poi viene distrutta in semifinale o finale di conference da chiunque. Va bene, andiamola. Cioè, ragazzi, LeBron James da rookie vince l'MVP e non lo vince veneziano. Devastante LeBron James. Chiaramente vince anche la matricola dell'anno, mamma mia. Bonzi Wells, sesto uomo. Tim Duncan, difensore. Maury Peterson, migliorato. Elijah Samuel, allenatore. Gary Summers, amministratore. Mamma mia, LeBron. Non sono neanche nel quinto, madonna. Nel terzo quintetto addirittura veneziano. Mamma mia, stagione di merda per il Kuma. Infatti, molto calato. Ai ai ai, brutta stagione per veneziano questa. Brutta, forse la peggior stagione a 27 anni. Arriva la peggior stagione del Kuma.
Ok, abbiamo Los Angeles Dallas, Ucadona che sfida San Antonio Clippers, Memphis Utah, Phoenix Portland, dall'altra parte Boston Washington, Orlando New York, Cleveland Chicago, Philadelphia Atlanta. Babini. Speriamo bene, cazzo, non sarà semplice. Vai. Stagione un po' così per Boston, soprattutto per il suo talento veneziano. Beh, la prima gara 1 dovrebbe essere nostra. Ok. Certo che se penso come ho vinto gara 1 con New Jersey, che ero 3-0 e l'ho ribaltata. Ok, però qua ai playoff vedo un Boston come i vecchi tempi, ma stagione disastrosa per il Cume, ancora, madonna, quanti infortuni. Si va a Washington. Attenzione, siamo... questa forse la perdiamo. Proviamo. 5 punti non sono pochi purtroppo. E palla a Washington. Yao Ming, tanti infortuni purtroppo. Mamma mia. 7 punti di svantaggio, proviamo a fare una tripla, se non va chiudiamo. Non c'è Garnett? Ok. Come stagione un po' difficile questa. Addirittura nel terzo quintetto. Prima volta da quando gioca nell'NBA. Però tira una tripla mostruosa qua Kuma, talentissimo. Aia. Questa è pesante purtroppo. Vediamo se il Kuma è caldo. Mamma mia, il Kuma è caldissimo però, Signori, easy Kuma. Ancora. Grande Kevin. Vediamo se il Kuma la ribalta. No, questa no. Anche questa, ragazzi. 3 triple consecutive di veneziano, ragazzi, è un mostro però, No, bravo Yao. Ah. Tanti infortuni per Yao però, questa la sbaglia. Ci ha provato il Kuma. Che brutto. Adesso basta che non possiamo giocare solo con veneziano, se no diventiamo prevedibili. Grande però Kuma. Kuma sta facendo quello che vuole. Ma dov'è il fallo? Vai, va bene. 23 punti, 12 assist per il talentissimo. Godo. No, Yao, no, Yao, no. Brutto errore di Yao. Che Korver molto bravo da 3. Non ci credo. Non ci credo al Kuma. Il Kuma sta giocando adesso un basket senza precedenti, vuole gestire le critiche.
Bello. Bello, bello, bello. Ma cosa ha fatto Veneziano comunque? Mostruoso il talento, eh. Adesso vediamo che si inventa. Il Cume è caldissimo. Io faccio l'all-in. Provo la tripla per vincere. Vediamo se il talento veneziano ci regala l'ultima perla di una carriera devastante. Non ci credo. Non ci credo! L'ennesima tripla! Un mostro. Un mostro gli ultimi 3 minuti del Cume. No. E si va a vincere. Mamma mia che Cume. Tutto ha messo il Cume, tutto ha messo. Il Cume ha messo tutto. Solo te anche tardi. Vediamo se serve questa per portarla a casa. No, qua la stiamo perdendo male anche. Sì, brutta sconfitta qua. Cerchiamo di chiuderla in casa per piacere. No, dopo una prestazione così. Ok, piccolo vantaggio. Ok, passiamo contro Orlando. Poi il derby di Los Angeles, San Antonio finalmente crolla. E Phoenix di là. Ok. Va bene. Philadelphia, Chicago, perfetto. Utah, Phoenix. Squadroni, sono rimasti squadroni dentro. Vediamo se sarà l'anno di Los Angeles, sono proprio curioso. Non ci credo, sempre davanti a perdo. Troppo veloce, Cume, troppo veloce. Ho perso il fattore campo. Qua dominata però, Ecco, va bene. Ma che prestazione ragazzi in gara 1. Cioè, scusate, il primo turno. Dai che mi riprendo il fattore campo. Sì, me lo ripiglio subito, con arroganza anche. E qua si vince anche questa, perfetto. Perfetto. E vogliamo le finali. Los Angeles, Phoenix ancora. Ora San Antonio, non mi ricordo adesso, e Boston, Philadelphia, Chicago le ha prese, con l'MVP LeBron, il prescelto. Anche se il vero chosen one sono io. Vai. Finali di conference. Contro i Philadelphia di Allen Iverson, ragazzi, Che abbiamo vinto in finale con Vancouver. Vinciamo gara 1. Tanto Phoenix vince, incredibile, rischia di perdere ancora Los Angeles, pazzesco. Qua andiamo in carrozza, Los Angeles pareggia, andiamo a Philadelphia. E vinciamo. Phoenix vince, è pazzesco, Veramente Los Angeles è in grossa difficoltà. Vince Philadelphia. 3-1.
Pareggio di LA, mamma mia, bellissimo di là. Attenzione che qua non è ancora vinta, Allen Iverson è pericoloso. Attenzione, Allen Iverson me la sta mettendo anche in gara 5, gara 4. 3-2, porca miseria. È che non posso neanche entrare perché non siamo vicini. Los Angeles vince. Ragazzi, attenzione, eh. Non posso intervenire. Adesso però siamo alla gara 4, pazzesco. 3-3 anche dall'altra parte, pazzesco. Non ho parole, adesso possiamo chiaramente intervenire se le cose vanno male. 88, 83, 85. Abbiamo un leggero vantaggio. Buono. E andiamo ancora in finale, ragazzi. Pazzesco, raga. Pazzesco. E io vi lascio così, perché sono un porco. Un saluto dal Comendone veneziano. Nel prossimo video cominceremo le finali. Contro chi? Non si sa. Ciao!